Realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. €100 uno vai torna. Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi nella seconda parte parleremo dei 10 anni dell'attività della Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant'Egidio. Nella prima parte siamo in compagnia del professor Guglielmo Cevolin, docente di diritto pubblico all'Università di Udine. Hanno arrestato Trump, no? No. E però sono in due che rischiano l'arresto, no? Un po', ma anche se più improbabile quello di Putin, ecco. Ah già, è vero, mi sono dimenticato anche quello. Allora, partiamo Oddio, sono entrambe cose serie, però quella di Putin è probabilmente... Io mi sono chiesto, quando ho letto la notizia, qual è il valore di questa notizia, quale effetto avrà questa decisione dell'accordo dell'Aia su eventuali colloqui di pace o altro, perché insomma... Abbiamo la Corte Penale Internazionale, allora intanto bisogna dire che lo statuto della Corte Penale Internazionale non hanno sottoscritto né Stati Uniti, né Cina, né Russia, né Ucraina, ma l'Ucraina ha chiesto, comunque si è sottoposta alla giurisdizione per i crimini che avvengano sul suo territorio. Okay. Allora di qui è partita questa, questo mandato di cattura per i crimini che Putin e anche la responsabile dei diritti umani del governo russo sarebbero responsabili nei confronti dei bambini che sono stati deportati, dei bambini ucraini che sono stati deportati. È ben vero che in realtà lì si tratta di cose ancora più complesse, un ulteriore grado di complessità, perché in primo luogo stiamo parlando di bambini che erano negli orfanotrofi ucraini, dopodiché c'è stata l'invasione totalmente illegittima da parte della Russia, però poi c'è stata questa sorta di referendum che sono stati considerati una farsa, quindi non legittimi, però poi dietro questo aspetto, dal punto di vista del diritto interno russo, c'è stata l'acquisizione di quei territori sotto la sovranità della Russia. Ovviamente dal punto di vista del diritto internazionale non penso che nessuno Stato, non vorrei sbagliare, abbia riconosciuto questo aumento della sovranità, questo avanzamento della sovranità russa, quindi è ovvio che dal punto di vista del diritto internazionale stiamo parlando di nulla di fatto. Dal punto di vista del diritto interno però, come dire, c'è questa copertura e quindi questo atto di trasferire in Russia gli orfani degli orfanotrofi ucraini nello stato di occupazione potrebbe essere anche un atto umanitario per sottrarli ai bombardamenti, eccetera, eccetera. Vero è che sembra che però si stia facendo anche una sorta di rieducazione e quindi è chiaro che allora, mettendo tutto in linea questi fatti, compresa la rieducazione finale, che secondo me questo è l'elemento più grave, cioè di trasferire da orfanotrofi a situazioni dove viene conculcata un'altra cultura, un'altra visione del mondo e così via, o comunque una visione del mondo diversa, perché comunque anche questi territori che pur filorussi, diciamo, in realtà pare che dopo l'invasione siano stati un po' meno filorussi, ecco. Quindi la complessità è notevole. Certo, questo non aiuta probabilmente la pace, fa di Putin un soggetto, come dire, infrequentabile, nel senso che almeno i 123 stati che hanno, compresa l'Italia, che hanno sottoscritto e ratificato il Trattato di Roma della Corte Penale Internazionale, promosso con molta magna pars, sono stati i radicali italiani, e questi stati, nel momento in cui Putin atterra, addirittura
C'è anche il tema del sorvolo poi, Sì. c'è anche il tema del sorvolo che potrebbe essere partire dei jet e farlo atterrare, poi ho il dubbio che sì, ecco, fermare, insomma mettersi lì sarebbe proprio entrare in guerra diretta con la Russia proprio. Però ecco, comunque diventa infrequentabile dal punto di vista internazionale, tanto infrequentabile che comunque oggi e ieri c'è un incontro anche con Xi. Quindi... Ecco, e lì però gli Stati Uniti hanno già fatto sapere, dice, noi non prendiamo nemmeno in considerazione qualunque proposta di pace possa arrivare da questi incontri. Ma peraltro avevano già bocciato le 12 proposte, diciamo, di pace, ecco, anche se è vero che non era un vero e proprio piano di pace, perché un piano di pace avrebbe dovuto parlare, per esempio, come abbiamo detto, mi pare anche in una scorsa trasmissione, doveva prevedere per esempio il tema della Crimea, per esempio, cosa succede e cosa succede agli altri territori già conquistati dalla Russia e così via e così via. Tutti aspetti che non sono neanche presi in considerazione, ma sono in realtà, pare più, leggendo effettivamente contro luce quel piano di pace, pare più, come dire, rivolto agli Stati Uniti, perché rispetto della sovranità, rispetto del diritto internazionale, anche lì come si fa a dire rispetto al diritto internazionale quando la Russia l'ha violato pienamente? Però questo è nella situazione invertita invece dell'Ucraina, invece che Ucraina-Russia, Cina-Taiwan, il rispetto del diritto internazionale delle due è più dalla parte della Cina che dalla parte di un eventuale intervento degli Stati Uniti, anche se gli Stati Uniti sostengono che però effettivamente non c'è la sovranità cinese, in particolare del Partito Comunista Cinese, non è mai arrivata pienamente a Taiwan. È anche vero che però dal punto di vista del diritto internazionale, dopo la cessione della ex colonia Taiwan, c'è rientro della sovranità cinese, anche se la sovranità cinese era prima una sovranità che apparteneva a un altro regime, ma per la continuità così dei trattati e delle situazioni di diritto internazionale, come Kissinger insegna, riuscendo a fare quello che voleva con la Cina, dando come ai pazzi si dà piena ragione, cioè, no, ma c'è un'unica Cina non si discute, però poi riusciva a fare quello che voleva. Ecco. Invece da un altro punto di vista dobbiamo tenere presente che la Cina sta tentando di presentarsi come un soggetto internazionale pacifico, cerca di recuperare un po' la faccia dopo un po' la situazione della pandemia e così via, e cerca di proporsi come mediatore, così, e anche questa visita in teoria è una visita sempre che dovrebbero rilanciarsi uno a vicenda, diciamo, sia Putin che Xi, ma per Xi è un modo di far vedere come la Cina è un agente pacifico sul versante, o pacificante sul versante delle relazioni internazionali. Mi perdoni se introduco è una mia curiosità più che un argomento di discussione, nel senso, ho notato che sia a livello nazionale che a livello internazionale si parla nuovamente di pandemia, magari per storicizzare determinate cose, forse è anche vero che è il periodo degli anniversari e tutto quanto, però mi incuriosisce un po' che se ne riparli. Ma c'era il pericolo della variante che aveva fatto danni ancora in Cina e che dovrebbe essere arrivata e che qualcosa sta facendo. Io ho qualche amico, io non ho i dati, non guardo più i dati, c'è un mio amico che ogni giorno fa col pallottoliere lì che conta i dati, ecco, è da un po' che non parliamo di questo argomento con lui, che mi aggiorna sempre di solito, e quindi ho questa pigrizia di non guardare i dati, però ho amici che in questi giorni ce l'hanno avuto, fanno la quarantena, eccetera, eccetera, quindi io che viaggio, insomma cerco di viaggiare con la mascherina, però la mascherina vedo che non la usa nessuno, ecco, nemmeno in aereo, neanche in aereo la usano, almeno torno da un viaggio recente. Ma è un po' strano che se ne riparli, anche, vabbè. Invece, parliamo però di sto Trump.
Questa boutade, martedì mi arrestano, fate qualcosa. Beh, addirittura poi pare che abbia chiamato gli sciamani per come dire, patrocinare la sua rielezione, quindi come dire, sono due cose un po' contraddittorie, ecco, perché in realtà comunque ecco, lui quello di minacciare questo fatto, cioè di autominacciarsi praticamente, sì. di autominacciarsi, serve l'impressione che serva per le primarie, perché siccome le primarie con i repubblicani, c'è Santis, no, De Santis, che è un buon avversario, pare essere un buon avversario, e siccome la regola è questa, che le primarie si vincono essendo più estremi e poi alle elezioni si converge un po' verso il centro facendosi, invece alle elezioni presidenziali poi si converge cercando di conquistare sempre l'elettorato moderato. Però le primarie sia i democratici che i repubblicani le vincono un pochino solleticando il ventre, la pancia del proprio elettorato, e allora questo è uno delle ipotesi, cioè quello di dire guardate che mi dovete cercare di rieleggere, perché se sono candidato ho l'immunità e non vengo arrestato, dopodiché è particolarmente odioso ovviamente per i sostenitori questo fatto che venga arrestato, gli venga impedito poi di fare bene le primarie per esempio, e poi anche di qui questa cosa degli sciamani, di questi personaggi un po' folcloristici ed estremi che però connotano ecco, Trump in una prospettiva estremamente opposta ai democratici, e quindi dovrebbe portare voti per il grande vecchio partito. Perché io poi mi verrebbe quasi da dire che non ho nemmeno prestato attenzione l'accusa quale sarebbe? Sempre riguarda l'assalto a Capitol Hill? L'impressione è che sia Capitol Hill sempre, perché le indagini sono state fatte, le indagini approfondite, e quindi la paura è quella che gli venga attribuito, anche perché ci sono state poi crescenti dichiarazioni anche di uomini che quindi ci sono testimonianze che dicono che era consapevole in pratica di aizzare parte della popolazione per svolgere quelle attività che poi si sono rivelate sì, che insomma ci sono stati dei morti, ecco. Mi viene veramente delle volte da chiedermi dove stiano andando gli Stati Uniti. Ecco, però qui però dobbiamo anche riflettere noi, cioè se noi ci presentiamo come democrazie specchiate, eccetera, eccetera, poi succedono, un altro fatto che magari poi ne parleremo, succede la Silicon Valley Bank, oppure succedono, cioè come modello complessivamente, modello economico, il capitalismo sta dimostrando qualche difficoltà, perché com'è possibile che i salari siano sempre in ribasso, diciamo ci sia una differenza sempre crescente tra quei pochi che fanno tantissimi soldi con i social media e con queste piattaforme, licenziando tutti gli altri. Sì, poi anche con degli estremi problemi anche di carattere etico, perché c'è tutto il problema dell'uso dell'intelligenza artificiale e dei danni per il modello di business che hanno questi social media, cioè per avere più like, per avere più accessi, più visualizzazioni. Questa cosa l'abbiamo già detta un po' di tempo fa. Allora, sono società private che consentono di iscriversi nella piattaforma a tredicenni, che semplicemente dichiarano di essere tredicenni e dopodiché tutto va, si possono accedere alla piattaforma. Ma ci sono anche dei meno ancora di tredicenni che si iscrivono, e pare che per esempio per Facebook o Instagram mi pare, siano stati in un anno, l'anno scorso, 600.000 che si sono iscritti e che non avevano neanche i 13 anni. Allora, e poi queste cose qui che veicolano argomenti che poi sono aggirabili, che spiegano questi video come si può aggirare anche le misure che la piattaforma metterebbe per non avere dei messaggi
incitanti al suicidio, a tagliarsi, all'anoressia, eccetera, eccetera. Quindi stiamo andando verso una società mostruosa. Io ho il rispecchio nelle scuole superiori dove il 25% ha questi problemi qua di depressione, anoressia, eccetera, eccetera. È una situazione devastante e i pubblici poteri non fanno niente. I pubblici poteri dovrebbero, prima di tutto, si alza l'età di accesso quando una persona è matura, a 18 anni, e si impedisce e si danno multe, così il modello di business si inverte con le multe. Multe crescenti, ti becco una volta, ti becco 2 volte, ti becco 3 volte, multe crescenti, diventa sconveniente alle società di business e il modello di business, e lo cambiano i signori, cambiano. Però tutte queste cose qui, tra l'altro siamo sotto periodi di elezioni per le elezioni regionali, abbiamo fatto appena elezioni politiche, però di queste cose a livello di grandi partiti di massa non se ne discute, non se ne parla. L'impressione è che io sono una commissione, magari, sono stato consulente della commissione sull'intelligenza artificiale per il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo è un pochino più avanzato su questo, ma anche lì hanno subito tantissime pressioni perché queste società hanno la possibilità di fare pubblicità a Bruxelles, mi dicono, sia per entrare che per uscire all'aeroporto. C'è una grandissima pubblicità dei social media che dicono se ci regolamentate chiudiamo, cose, praticamente messaggi di questo tipo qua, molto pesanti e pressioni molto forti sulla Commissione e così via. Tra l'altro Trump è stato un oggetto colpito dal ritiro, diciamo, gli è stato chiuso, poi gli è stata riaperta la possibilità di messaggiare con Facebook e con un'altra, penso Twitter, perché lui quotidianamente seguiva il suo elettorato con 100, 130, neanche una fidanzata probabilmente è disposta a accettare questo stalkeraggio. Infatti quello stalkeraggio, ecco. Prima di parlare della crisi delle banche, c'è un altro amico suo che non se la passa benissimo ed è Macron. Ecco. Tra l'altro c'è sempre da dire questo, no? Questo bisogna sottolinearlo. Ogni volta che i francesi protestano, questi protestano alla grande. La rivoluzione. Quando i pescatori, gli agricoltori, i gilet gialli, i camionisti, tutto. E poi sempre mi pare di repressione dura, però. Rivoluzione dura segue repressione dura. Però sempre mi pare di aver inteso anche in questi giorni nei servizi, durante le proteste c'è sempre, si canta sempre la Marsigliese. Sì, questo ma la Marsigliese è la rivoluzione, La Marsigliese è la rivoluzione, La Marsigliese è la rivoluzione, quindi poi ecco, è strano che per esempio, non so, la Le Pen poi canti la Marsigliese, ossia... ma si creano strani compagni. Dovrebbe tifare per la Vandea, dovrebbe tifare per la Vandea. Si creano strani compagni di letto, no? in queste tra l'altro, ma in realtà è il nazionalismo, quindi il nazionalismo non si discute, quindi avrà conseguenze secondo lei? Allora, il dato che emerge da un punto di vista della regolarità, diciamo, è questa. Allora, Macron ha tentato di forzare con la votazione su questa legge, bypassando il Parlamento, con il rischio di caduta del governo. Il governo è stato c'è stato il problema della fiducia, il governo ha tenuto per 9 voti, mi pare, per 9 voti, però quando accadono queste cose normalmente è una manifestazione di estrema crisi. Dopo un po' di mesi il governo entra in crisi. Quindi, mi pare che lui l'ha già proclamata la crisi di governo o no? Io ho seguito questa della votazione, non so se ha già proclamato, mi è sfuggito, seguendo tante cose, forse mi è sfuggito che abbia già proclamato la crisi, che bisogna, però ecco, è una regolarità, senza saperlo ci ho azzeccato, perché è una regolarità, diverse, così è successo per esempio anche con
ai tempi di De Gaulle, così è successo una delle ultime volte, deve essere successo forse con Sarkozy, non mi ricordo quando, ma un po' di tempo fa. Resta il fatto che quando si usa quel potere e poi c'è la votazione di sfiducia del governo, il governo regge per pochi voti, quando succedono queste cose poco dopo c'è la crisi di governo. Resta il fatto che lui, ecco, anche per spiegare, lui rimane comunque in carica, al limite è un problema di governo e poi sì, perché dovrebbe esserci un problema di coabitazione se nel caso. Sì, perché il presidente Macron è presidente della Repubblica, poi c'è comunque un capo del governo che è un po' in questo caso il re Travicello, poi in realtà, perché le prerogativi... Io credo che forse da De Villepin in poi non credo che ci si ricordi delle figure dei capi di governo rispetto a Chirac fu capo di governo, Jospin fu capo di governo, forse anche Mitterrand, ma non lo so. Non lo so. Dico, vista l'autorevolezza, andremo a verificare. Forse Mitterrand lavorava sotto traccia. Però ecco, per esempio, i più recenti non credo che sì, ma comunque nella prospettiva francese il cambiamento del governo non è un gran problema. Il problema è il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica ha un ruolo come questo sul veto, cioè ha veramente poteri che è tra l'altro, teniamolo presente, l'idea, il modello che sarebbe nella mente di Fratelli d'Italia, cioè del partito con la maggioranza relativa attualmente al governo con la Premier Meloni. Ecco. Così d'accordo che vanno Meloni e Macron? Sarà... No, non penso, però il modello ovviamente si ispira a un modello, diciamo, liberale, conservatore, vede De Gaulle, no? L'immagine di De Gaulle. Sono altri tempi. Gli parebbe bello poter dire a un certo punto anche lei la ricreazione è finita, come disse De Gaulle, però disse anche per esempio la République éternelle, ecco, cioè De Gaulle veramente... sono altri tempi. E questa crisi delle banche invece? Questa crisi delle banche preoccupa sotto due versanti. Il primo versante è quello del contagio, che però, diciamo, dal punto di vista dei dati, cioè le situazioni sono diverse. La crisi della Silicon Valley è una crisi di una banca regionale piccola che aveva investito totalmente sulle start-up, e poi però c'era anche un altro elemento: i correntisti sono dei correntisti che all'80% sono sovra soglia, cioè sono correntisti sopra i 200, che hanno depositato sopra i $250.000, che è la soglia che viene assicurata dal governo, dallo Stato federale americano in caso di fallimento di una banca per i correntisti, come da noi 100.000. Però il problema è che l'80% di questi correntisti è sopra soglia, finanzia la banca, cioè ha depositato in banca, e hanno tutti contemporaneamente ritirato i depositi, e quindi di qui ecco la situazione di crisi. Dopodiché c'è stato intervento statale, così come anche per il Credit Suisse. C'è stato un immediato intervento dello Stato e della Banca Centrale di Berna. Dopodiché anche lì c'è stato l'intervento di un privato, infatti hanno detto ma c'è una soluzione di un privato, UBS è un privato, sì, ma l'hanno preso, erano obbligati a fare questa operazione di comprare questo soggetto, tra l'altro con proteste. Stamattina sul Sole 24 Ore ho letto che ci sono molte proteste e ricorsi dei correntisti di UBS, perché praticamente rimangono con una pipa di tabacco, rischiano di trovarsi con una banca che UBS era una cosa, adesso con questa acquisizione quindi
ci sono un po' di problemi, ma tutti questi problemi in Europa, nell'Unione Europea, in Italia non dovrebbero esserci. Perché? Perché noi dal 2008 in poi abbiamo introdotto delle regole talmente cervellotiche che limitano l'operatività delle banche, che sono sottoposte a continui stress test, adesso sono stati bloccati, sospesi durante la pandemia e così, però questi stress test impedivano la concentrazione di finanziamenti della banca solo a un settore, quindi imponevano la diversificazione, cioè mettevano tutte delle regole anche cervellotiche, perché con gli stress test si vedeva se l'inflazione sale oltre il 2%, il 3%, che cosa succede alla banca? Quando era irrealistico anni fa, che 2 o 3 anni fa già, che crescesse a tal punto, e con questo stress test quindi si misurava la febbre anche se la febbre non c'era, tra l'altro col rischio poi di far fallire le banche o comunque di farle entrare in crisi in borsa, perché l'indomani che la Banca Centrale Europea diceva questa banca non ha superato lo stress test, in borsa erano guai. Però ecco, quindi il nostro rigore non dovrebbe, cioè è diverso rispetto a quello degli Stati Uniti, quindi le nostre banche dovrebbero essere meno esposte, però quando si ha a che fare con i propri soldi, i depositi, i propri investimenti, la psicologia poi degli investitori, quando c'è il panico, c'è il panico. L'altro elemento è quello di che cosa fa la Banca Centrale Europea, perché questo alzare i tassi continuamente fa male all'economia, perché l'economia si finanzia con le banche e non regge più a questi tassi così elevati e quindi potrebbe rinunciare agli investimenti, potrebbe rinunciare alle imprese, e questo parlo per le imprese italiane e friulane, anche della regione Friuli Venezia Giulia, potrebbero entrare in crisi. Quindi, e poi è un po' destabilizzante la Lagarde, perché non si capisce cosa fa. Da un lato promette, ha promesso 5 minuti prima stabilità, dopodiché ha iniziato a alzare i tassi e dice che possiamo arrivare progressivamente al 4-5%, che sono tassi che incidono sui nostri mutui, cioè, quindi non è una cosa da scherzare. Abbiamo tempo, professore, per le iniziative di storia? Sì, noi abbiamo una bella iniziativa a Udine, la quarta lezione del 27° corso di geopolitica, forse ci sono anche le immagini, se riusciamo, vediamo se riusciamo, ma la prospettiva, diciamo, è quella del 27° corso di geopolitica di storia, la possibilità di vedere certificate la propria partecipazione anche poi successivamente con una visione su YouTube, ma l'iniziativa che abbiamo è a Udine il 31 di marzo alle ore 16, presentiamo l'ultimo numero della rivista militare con il colonnello Cacciaguerra, abbiamo il supporto dell'ordine dei giornalisti, ci sarà il presidente Cristiano Degano dell'ordine dei giornalisti, ci sarà riconoscimento per i giornalisti dei 3 crediti diciamo, per la formazione professionale obbligatoria, dopodiché siamo ecco, in centro a Udine, in un'aula molto bella, l'aula A1 del Polo Economico Giuridico in via Tomadini 31, il tema è dedicato alla geopolitica, alle app e alle nuove tecnologie, ci sarà quindi anche il professor Gianluca Foresti, il direttore del nostro Master in Intelligence, e il sottoscritto farà invece delle riflessioni su le nuove tecnologie, i social media e queste piattaforme e la guerra in Ucraina. Lo faremo anche a fianco della brigata alpina Giulia, che sarà presente con il proprio sì, l'abbiamo dovuto anticipare rispetto alla dunata a Udine. Che manca poco, insomma, manca poco. Cos'è? Il maggio di solito? Penso sia a maggio. Professore, io la ringrazio come sempre per essere stato con noi, noi ci vediamo tra un mesetto. Ottimo. Quando saremo sotto l'incoronazione di Carlo III, quindi staremo a vedere anche se il figlio viene, se non viene, eccetera. Sarebbe bello riuscire ad andare, ma per riuscire ad andare bisogna prenotare
i voli... La vedo un po' difficile. Professore, grazie davvero, buon lavoro. Adesso andiamo in pubblicità, poi parliamo della comunità di Sant'Egidio.